Un protocollo d'intesa è stato firmato oggi per garantire ai disabili la giusta accessibilità e la fruizione della spiaggia e del mare, presso la struttura di San Leone dell'Holiday Park tra il Comune di Agrigento, la Federazione Nuoto Paralimpico, l'Associazione Disabili Nuove Ali e il Rotary Club della città. Tutto ciò in osservanza alla legge 328/2000 che prevede la valorizzazione della persona disabile in un sistema integrato di servizi sanitari e sociali presenti nel territorio, sottolineando il principio di inclusione sociale. Allora, il ruolo del Comune intanto è quello di essere presenti nelle iniziative che sono a favore della disabilità. Il nostro pensiero fisso è quello dell'integrazione, della volontà di dare la possibilità a tutti e prima di tutti ai disabili della fruizione, in questo caso del mare. Noi abbiamo fatto il progetto di questa passerella, ce lo siamo fatti approvare dal Demanio Marittimo e quindi faremo anche dei posti riservati per i disabili, ma soprattutto vogliamo essere presenti perché vogliamo dare un messaggio, e il messaggio è quello che ovviamente tutti devono avere la possibilità di fruire delle bellezze del mare e di tutto quello che la città può offrire. Insieme a Rotary, l'Associazione Nuove Ali, quest'anno si è proposta per rendere accessibile una spiaggia almeno dell'Agrigentino, quindi l'Holiday Park sarà accessibile sia come entrata sia come accesso al mare. Oltre a questo la Federazione Paralimpica ci donerà delle sdraio, gli ombrelloni e la sedia Job. Noi come associazione e come Rotary provvederemo a pagare l'istruttore di nuoto e l'aiuto istruttore, quindi sperando che almeno in questo possiamo essere utili ai disabili o a quanti verranno al mare. Rotary Club è stato promotore di questa iniziativa proprio nell'ambito delle attività mirate al territorio. Nello specifico la nostra attenzione si rivolta ai disabili. La spiaggia è assolutamente accessibile ai disabili, tutte le barriere architettoniche sono state abbattute, quindi forniremo un servizio completo anche di assistenza che ci è stata garantita dalla Federazione Nazionale Nuoto Paraolimpico.